Pensate che è stimata in circa 4 miliardi e mezzo l'evasione generale che paghiamo poi noi cittadini. Dallo studio che noi abbiamo fatto in Unioncamere, una famiglia cinese che vive in Italia, mamma e papà e un bambino, perché voi sapete se ne hanno due poi hanno difficoltà di ritornare in Cina, quindi quasi tutti ne hanno uno, guadagnano mediamente 17.000 euro all'anno dichiarati. Io la seguo con delle slide che proprio seguono il suo ragionamento. Se la regia ci manda in onda la slide numero 1, vediamo come sono 5,3 miliardi di euro appunto. Sì, ma poi mi permette che finisco questo ragionamento. 17.000 regolari dichiarati, poi noi dall'indagine fatta loro ne spendono 33. Quindi già questo divario fa capire quanta evasione c'è all'interno. E poi il trasferimento del denaro, ma poi il colonnello potrà spiegare meglio di me, attraverso i money transfer che da anni denuncio, è stimata mediamente, basta vedere qualche mese fa a Roma gli arresti e l'indagine, erano 4 miliardi quelli individuati in quel territorio, anche qua parliamo di 400 miliardi all'anno, che sono soldi prelevati di fatto dopo e che dobbiamo noi in qualche modo ripianare come cittadini. Ecco, sono aspetti pesantissimi, questo studio è uno studio dettagliato e che dà la dimostrazione della totale grandezza negativa di questo fenomeno. Bisogna intervenire con urgenza. Tenente Colonnello Parascandolo, come portano all'estero poi questi ingenti patrimoni che sono assolutamente in nero, come vengono portati all'estero? Il riferimento che fa il Presidente Zilio è sicuramente vero, quello dei money transfer, che è un fenomeno che purtroppo prolifica in maniera importante. Anche qui bisogna non sempre generalizzare, perché è anche lo strumento più facile per gli immigrati regolari mandare le provviste a casa, quindi generalizzare è sempre sbagliato. Paradossalmente però il sistema più efficace resta sempre quello dello spallone. Lo spallone che una volta trasportava le sigarette e attualmente trasporta soldi. Quindi una valigia, un trolley, un qualsiasi tipo di nascondiglio dei più improbabili e impensabili presso gli aeroporti, quindi portare somme al seguito, somme di denaro contante al seguito. Ma cosa succede se vengono identificate queste somme a questo punto? Perché in aeroporto spesso, penso tramite la varia strumentazione, può essere facile l'identificazione di ingenti somme. Ovviamente i metal detector sono assolutamente inefficaci. Molto efficaci sono i nostri cani antivaluta. Oltre ai cani antidroga esistono anche i cani antivaluta che fiutano l'odore dei soldi e sono estremamente efficaci soprattutto all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Le sanzioni non sono probabilmente, anche se di recente un po' aumentate, non costituiscono una attrattiva, diciamo, negativa a contrastare il fenomeno, perché in realtà se si viene, partiamo da un principio. Si pensa sempre che trasportare soldi contanti all'estero sia vietato, in realtà è consentito, qualsiasi somma, anche se si ha in possesso di 1 miliardo di euro, non 1 milione ma 1 miliardo di euro in contanti, è possibile trasferirlo all'estero, anche in Svizzera, al seguito. L'importante ovviamente è dichiararlo in dogana, al momento del passaggio è dichiararlo. È una normativa che si chiama di monitoraggio fiscale, serve proprio a monitorare, cioè a controllare, a tracciare questa filiera. Perché è evidente che se ci si presenta alla dogana con la Svizzera e si dichiara il trasferimento al seguito di 1 milione di euro in contanti, il primo alert emerge presso l'Agenzia delle Entrate della Guardia di Finanza per vedere se la dichiarazione è congrua rispetto a quanto si porta al seguito. Ovviamente quindi si tende ad occultare per simulare una dichiarazione patrimoniale non in linea con quanto si sta trasportando. Parlavamo delle sanzioni, in realtà la sanzione non è proprio estremamente significativa poiché vi è la possibilità di pagare in quel momento, al momento in cui si viene fermati, un 5% dell'importo che si intende trasferire e poter andare via normalmente. È evidente che poi scatta tutta un'altra indagine, tutta un'altra procedura, perché nel momento in cui comunque si viene trovati in dogana con quelle somme, poi scattano degli accertamenti patrimoniali. La fermo per capire, per vedere che a casa comprendano. Passo con 1 milione di euro in valigia, non dichiaro niente.
mi beccano, a quel punto pago, quindi prendo un pezzettino del mio gruzzoletto e lo lascio ufficialmente, a questo punto lo lascio, ed è un 5% dell'importo complessivo. Varia poi a seconda della somma, da un 5 a un 15%, però sì, comunque in linea di massima, potrebbe essere un 5%, e a quel punto io chiudo la valigia e vado. Parte una segnalazione, diceva, prego, l'ho interrotta a questo punto. E ovviamente si fa un accertamento sulla situazione patrimoniale del soggetto. Le case, gli appartamenti, le barche, le autovetture, il reddito, il tipo di lavoro che produce, se è congruo a quella somma che ha esportato illegalmente. Ovviamente se non è congruo scattano dei sistemi di accertamento induttivo, si richiamano così, come il redditometro, lo spesometro e altri strumenti che servono a ricostruire induttivamente, quindi presuntivamente, il reddito proporzionato a quel tipo di valuta, a quel tipo di quantità di soldi che si è trasportati. Però tutto successivamente, per cui se io sono una figura che ha famiglia, che risiede in Italia, che ha una storia, delle case, la nonna mi ha lasciato l'appartamento, quindi ho qualcosa da perdere, ovviamente temo un accertamento se sono stata un po' birichina, mi consento se sto semplificando per far capire. Se invece in Italia non ho assolutamente niente, non ho famiglia, non ho la mia casetta, non ho un giardino, non ho niente da perdere, quindi non temo neanche l'accertamento. Questo può essere il ragionamento? Purtroppo sì, purtroppo è vero, questo può essere il ragionamento, diventa più complicato perché per fortuna il sequestro per equivalente introdotto da qualche anno con un'ottima legge dello Stato, mi permetto di dire, consente di aggredire tutte le somme comunque in qualche modo riconducibili a quel soggetto. Vero è che se è un cittadino extracomunitario che non ha legami particolari col territorio nazionale diventa tutto più complicato.